Presidente Capraro, perché avete creduto fin dall'inizio in questo incontro che avete organizzato anche con l'aiuto del Rotary Club di Conegliano? Perché c'è voglia di tornare a sognare, c'è bisogno di tornare a sognare, di parlare di questi sogni, confrontarsi, condividere le visioni e iniziare a disegnare la Conegliano del futuro. Qual è stata la provocazione di Massimo Colombani in questa serata del Rotary Club qui a Conegliano? Visto che mi avete chiesto la mia esperienza nel mondo gira l'economia e poi arriva la cultura, la scienza, il benessere e quindi il buon vivere. Se non facciamo rigenerare l'economia, ragazzi, siamo tutti fottuti, molto semplice. Ilaria Zanussi? Vale la stessa cosa, bisogna fare una cosa fatta bene a livello di quello che sta avvenendo nelle migliori città europee, ma va trovata una formula che economicamente stia in piedi. Sognare prati verdi, li sogniamo tutti, ma abbiamo la bicicletta per andarci a girare le nostre bellissime, incommensurabili colline dell'UNESCO. E un'ultima battuta, facciamo tutto questo da soli o in sinergia? No, bisogna fare assolutamente, è il comune che deve fare una società di partecipazione pubblico-privato, mantenere la golden share, che vuol dire il controllo di questa società, avere una visione e una progettualità che diventi un vero fulcro, che diventi un incubatore di scienza, di cultura, di tecnologia, ma anche di economia. E non dimentichiamoci che senza economia non si mangia. E i campanilismi? Ma i campanilismi sono cose del passato, sono cose che portano al fallimento. I campanili non servono più, ragazzi, se non li sapremo unire finiremo nella polvere. Professor Bruno Barè, lei questa sera ha parlato di rigenerazione per la città di Conegliano, tanti argomenti, qual è la sua idea per la Conegliano del futuro? Che bisogna avere la capacità di sognare, di domandarsi dove va il mondo e di provare a dire ho una risposta che è all'altezza delle aspettative. La cosa migliore è parlare con i giovani, perché se una città non sa parlare ai giovani non ha futuro. E quindi bisogna rendere piacevole per i giovani vivere, restare a Conegliano e venire a Conegliano, interpretando i loro sogni. Quindi una grande sfida culturale non è un problema urbanistico, è un problema di politica con la P maiuscola. Architetto Canato, qual è stato il suo contributo questa sera all'incontro del Rotary Club? Abbiamo ragionato di Conegliano guardando il passato, perché dal passato, dalle radici, dalle tradizioni, dai valori più profondi e più autentici si può veramente guardare al futuro con ottimismo, con speranza, con la prospettiva di poter vivere una città e un territorio fatto di relazioni prima di tutto umane e poi anche materiali. Ed è possibile una rigenerazione per Conegliano? Io penso di sì, se sapremo guardare la bellezza che ci circonda, i valori più profondi che sono fatti, come dicevo, prima di tutto di persone. E poi naturalmente anche di risorse economiche, di risorse sociali. Abbiamo riletto la storia della città proprio partendo da questi segni che l'hanno marcata profondamente a partire dalla seconda rivoluzione industriale fino ad oggi, e attraverso questo dialogo che c'è stato davvero molto costruttivo con tutti gli altri partecipanti alla tavola rotonda, abbiamo pensato soprattutto di guardare alle cose che più ci uniscono, che più ci legano e che ci fanno amare ed apprezzare il territorio in cui viviamo.